Allora siamo un po' in chiusura, Rita Turati, questione dei ticket non abbiamo affrontato, intanto l'ospedale a Padova non si farà, strano ma prevedibile. Vabbè, non entriamo in merito all'ospedale, se no dobbiamo aprire un capitolo enorme. Ticket sanitari, altra questione spinosa. Sì, noi come organizzazione sindacale dei pensionati abbiamo fatto fare una ricerca al nostro istituto di ricerca dell'IRES e siamo a conclusione, insomma, di questa cosa. L'avevamo fatta fare prima sui ticket, sulla contribuzione alla spesa per i ticket, diciamo sulla specialistica e visite ambulatoriali, e adesso sulla spesa farmaceutica. E che questa qui è un pochino più complicata perché non riusciamo ad avere le distinzioni, diciamo, tra azienda sanitaria e azienda sanitaria. La cosa che veniva fuori, in sintesi, è che, come si diceva all'inizio anche per tutte le altre prestazioni, persino leggi nazionali che hanno avuto l'avvallo ed alcune modifiche, perché ci sono i super ticket applicati anche in Veneto, sebbene Coletto continui a dire che il Veneto applica le leggi nazionali, non è vero, perché le leggi nazionali possono essere applicate in un modo più o meno equo, come abbiamo detto tante volte. Ma la cosa significativa che emerge su tutto il pacchetto ticket è che anche qui c'è una differenza mostruosa nel modo di applicare, e a seconda, per esempio, del triage, che sarebbe come tu entri, no? Che tipo di valutazione ti fanno nel pronto soccorso, se sei un codice bianco, rosso, dipende molto, no? Perché non c'è lo stesso tipo di lettura, da quanto tu alla fine pagherai, perché tu puoi entrare ed uscire con un codice bianco, la stessa, diciamo così, problematica con cui ti presenti in un altro pronto soccorso, esci con un altro codice che non ti fa pagare. Allora non è vero che nel Veneto, no, tutti paghino nello stesso modo e che non c'è, diciamo così, distinzione. C'è grande disparità. Nel Veneto è vero che non c'è l'addizionale, è vero che non ci sono i ticket aggiuntivi, perché per fortuna noi siamo in una regione che è stata al momento governata più che discretamente e quindi non abbiamo piani di rientro, però è pur vero che i ticket continuano ad essere quella super tassa, quella patrimonialona fatta solo ai malati, e in particolare ad alcuni malati che si trovano in realtà in cui non hanno le medicine di gruppo e quindi anche con un codice bianco sono costretti a dover andare al pronto soccorso e pagarsi diciamo sia la prestazione che tutto il resto. E noi diciamo che questo tipo di tassa può essere affrontata in un modo più equo di quanto non sia pagata oggi anche all'interno del Veneto. Anche su questo abbiamo lanciato una richiesta alla Regione, ma la Regione ancora non ci ascolta, quindi abbiamo un lavorazzo da fare nei prossimi mesi, che a partire da questo, poi anche sui medicinali ce ne sarebbe da dire. Infatti, ma affronteremo ancora questo capitolo, perché abbiamo parlato poco anche del discorso della non autosufficienza, della questione delle case di riposo, che molti ci sollecitano, quindi abbiamo altri capitoli da affrontare relativi al sociosanitario. Io vi ringrazio. E poi con gennaio avremo, con ogni priorità, e se non sarà così noi useremo appunto una di queste trasmissioni per parlarne. Noi a gennaio vogliamo che la Regione metta in un corsia preferenziale una legge che abbiamo contribuito a scrivere, che è sull'invecchiamento attivo, che torna su questi temi. Perfetto. Quindi noi ci ritroveremo assolutamente su questi temi. Ricordiamo naturalmente di chiamare le sedi provinciali dello SPCGL del Veneto per farvi controllare la pensione. Continuano gli accertamenti, controlli, recuperi anche di soldi dovuti, di diritti inespressi, e quindi ci sono grandi possibilità. Quanto è stato recuperato in tutto finora? Circa 2 milioni di euro. 2 milioni di euro, quindi una cifra impressionante. 106.000 euro a 56 pensionati solo nell'area per esempio del Vicentino, quindi fatevi verificare, controllare la pensione. Grazie ancora ai nostri esperti, ai nostri ospiti del PCGL del Veneto, grazie a voi di averci seguito, appuntamento come sempre domani, grazie.